C'est la vie. And when you're down, you will be high again, you see. Everything will turn out fine, cause c'est la vie. And in the end, the bottom line is c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. Maestro Sì. Franco Michalizzi, grazie. Di nulla, grazie a te. di avermi Grazie per invitato. questa chiacchierata, la vogliamo Sì. chiamare così. E per me è un onore averla qui, questo salotto storico del Risbar di Roma. Siamo a Via Veneto e ci vediamo a Via Veneto, vuole essere una parentesi. Certo, c'è un po' di dolce vita, un po' è rimasta, no? Un pochino, Sì. sa, che si diluisce lentamente questa dolce vita. Un'immagine bellissima. Lei è uno storico, compositore, direttore d'orchestra, musicista. Amante del cinema, amante di tutto quello che è l'arte, dalla pittura fino a tutto quello che è espressione artistica e in genere i grandi l'espressione artistica, io dico, pur non essendo un credente, è un angelo mandato da Dio sulla terra che fa la sua missione e quando ha finito lo richiamano. Sono morti tutti i giovani, faccia caso, sono morti tutti i giovani perché avevano la missione. Quanti anni? 32, 40, non di più, e li richiamano su. Io non sono quell'angelo, Non sono io. No, non sono Questa sera io, abbiamo il piacere di avere anche la sua signora, la signora Sì. Susanna. Buonasera e grazie. Grazie anche a lei perché è sempre piacevole il salotto quando c'è Certo. una donna e che donna accanto. Però poi ce lo dirà il maestro, ma andiamo al 1970. Sì, è un anno d'oro, appunto. Cominciavano Il i debutto. Golden 70s, proprio gli anni veramente belli, forti, e il debutto poi. Avevo 30 anni, quindi cominciavo a... Un film storico che rimarrà... sentivo la necessità di uscire fuori perché avevo lottato, ho cercato sempre di infilare, sai, agli inizi, tu, la gavetta. come tutti, la gavetta, io la gavetta l'ho cominciata a 17-18 anni, quindi... Io parlo l'avevo di fatta- grande debutto. Sì, di grande debutto, è vero. Ed era un film, fortunatamente per allora, che non aveva grandi pretese, era un film che si Ma è faceva... rimasto nella storia, lo Sì, era un chiamavano film- Trinità. Esatto, si faceva solo per riprendere qualche soldino sui set già utilizzati, nel solito saloon che avevano fatto un'altra cosa. Io dico sempre le passeggiate a cavallo, credevo che fossero sul Tevere alla Magliana, invece poi... Invece- Ma, ma è praticamente la stessa cosa, sono in un altro posto, a Roma, che ne so, per 40 km più giù. Ma Un se- ricordo di quel momento, anzi come insomma... in coscienza pura, nel senso che finalmente ero riuscito ad avere un incarico di fare il film, contratto, filmato, l'incarico di comporre la colonna sonora del film che avevo visto tante volte fare dai miei colleghi grandissimi, come Morricone, come che ne so, tutti quelli che frequentavo e che erano veramente dei splendidi musicisti, e dei quali... Però lei ha fatto le composizioni. Sì. Vabbè, ma come dire, Voglio dire- la cultura è qualcosa che si prende da tutti, specie dai colleghi bravi. Quindi tante cose le apprendevo, se non altro mi formavo professionalmente con i migliori, cioè vedevo certo. qual era il loro modo di lavorare, l'atteggiamento, la qualità dell'invenzione che mettevano. Questo è stato uno dei, sicuramente, tra i migliori. Ma c'erano tanti, a volte mi diceva chi ti piace di più? Me o Piccioni? Lo diceva anche per mettermi in imbarazzo, che io facevo l'assistente, quindi ovviamente ero un po' così, e dicevo ma non te lo posso dire perché Piccioni fa delle cose belle, tu ne fai altre bellissime, quindi io non ho mai capito se scherzava, se voleva Dice, non sapevo il sì, tenore, il il tono. motivo, e però cercavo di rispondere sinceramente, ma poi furbescamente dicevo no, guarda, non lo so, ognuno è bravo nel suo genere, e così Quando poi risolvevo. l'opera è stata compiuta, cosa... Eh. le emozioni. Lei dice riferito a me stesso? Beh, le emozioni fortissime, perché io stesso, considerato l'atmosfera, pensavo che fosse un piccolo film, e quindi poi man mano vedendolo dicevo, ma questa cosa piace, è divertente. Allora ho capito che il cuore del film era un certo umorismo, una certa voglia di non prendersi sul serio, di fare qualcosa che
non imitasse assolutamente il film tradizionale western, Vabbè. dove ci sono le lunghe pause che faceva le ore, film bellissimi, non si Bellissimi, discutono. assolutamente. Però questo rompeva Un'altra completamente, cosa. e perciò hanno aspettato anni prima di produrlo, perché il produttore vuol ripetere sempre l'ultimo successo. Non ha Però mai in fatto quel il caso prossimo. non era- Sì, cioè- quando si riesce, in genere parte sempre È per un vero. filmetto che senza pretese, che poi rimane nella storia. Esatto. Questa è divertentissima. E questo è rimasto Dimostra nella il storia. coraggio dei produttori nell'investire i soldi, cioè l'hanno fatto perché era piccolo, costava poco, vediamo che succede. E è stato bellissimo perché poi, appena uscito il film, che era considerato, arrivavano, io passavo lì in produzione per cercare di capire, va certo, bene, va ci male. va. Oh, ti hanno telefonato da Bari, guardi, hanno dovuto chiamare la questura perché la gente sta spaccando le sale, vuole entrare a tutti i costi. Ma è successo ovunque, ti giuro, non è mai successo per nessun altro film che ho fatto, pur di successo. E, devono chiamare la questura perché c'era un tale affollamento ai cinema, meno male, che tempi Questo è il d'oro. risultato. Che tempi d'oro. Perché c'era un successo eccessivo, come dire, le sale non potevano contenere tutti quelli che volevano entrare. Meno male, ho detto, beh, forse guadagnerò qualche soldo, tutto sommato. Dice Era un all'inizio. inizio di carriera, e poi film, divertimento ad andare in sala a vedere il pubblico, con le beh. file reazioni bellissime. Poi io ero da poco andato via dall'Erice Italiana, perché ancora lavoravo con loro, ma quando ho cominciato a fare Beh. cose da me sono uscito fuori, quindi c'era... Allora, una volta sono andato al Super Cinema, forse te lo ricordi, è un cinema importante di Roma, Beh. dove davano, chiamavano Trinità. Sono entrato e in tutta la fila, sai quando ci si spacca le cose, Sì. che c'è il passaggio, no? In tutta questa prima fila c'era tutto lo Stato Maggiore della RCA, tutti, dal No. direttore generale, perché sono venuti Immagino, beh. per capire, ma com'è sto Dice, ma successo? questa Ma cosa- Michalizzi è che l'ha cacciato via, no? Quelle cose che poi sì. E beh, questa è una grande, personalmente. Che È soddisfazione, una grande dico la verità, soddisfazione. è stato bellissimo vederli lì seduti a capire, perché poi nessuno, cioè, chi è che capisce cosa ha successo, cosa non è successo? Io No, dico, beh. io scrivo quello che sento io, quello nel quale credo profondamente, quello che mi fa tirar fuori qualcosa che comunque avevo dentro. Io non voglio ingannare il pubblico. Bene. Se faccio una cosa mediocre, il pubblico lo capirà e non mi premerà. Però se in questa operazione viene fuori qualcosa di bello, comunque ho detto la verità. Quanto tempo ci è voluto per... Di Trinità l'ho fatto abbastanza. Guardi, le cose di successo sono incredibilmente estemporanee. estemporanee. Bello. Mi ricordo avevo questa chitarra in mano, abitavamo lì a via Fortebraschi, che nel via da Sacchetti, avevamo un attichetto lì, e c'era questa chitarra. Cercavo di capire perché il film partiva come un western tradizionale, cioè si poteva pensare Certo. già all'inizio che, ma poi piano piano diventava qualcosa di molto divertente, c'era la mangiata di fagioli, e quindi ho voluto dare questo spirito, e io mi auguro. C'è riuscito, c'è riuscito dovrei dire che sono come? riuscito, sono passati 50 anni E ancora si guarda. e ancora tutti gli anni riesce, un cult, e tutti lo guardano come un No, film no, di Totò, sai quel film di assolutamente. Totò della lettera con Peppino De Filippi, che tutti riguardano perché è una Sempre cosa vero. incredibile. Non mi hanno, per questo, non ho mai avuto, non dico la Margherita d'argento, ma un premio che avesse un significato. Se ne sono fregati. Quindi Questo se è oggi, un paradosso tutto italiano. però adesso, se Questo si è un provassero ad paradosso. invitarmi per darmi un nastro d'argento, direi no grazie, troppo tardi. Dice, non avete fatto prima. Non lo voglio, giuro, non lo voglio. Troppo tardi. È una presa. Questo- Io questo lo so che non si deve dire, No, no, bene, va, ma io va, lo va. dico perché sono una persona sincera. È una presa per i fondelli. Beh. Risparmiatemela, dai, su. Anzi, E poi quando danno la cosa alla carriera È stato fin troppo muore galantuomo. si muore un mese dopo, lo sanno? E io voglio campare ancora 200 anni, si figuri. guarda, i coccodrilli possono Ho aspettare. tante di quelle cose da fare che ho già fatti i conti, non ci riesco. Anche se succedesse un miracolo. Prego, Che prego. grandezza. Allora, poi passano gli anni, Sì, certo. arriviamo insomma, Beh. i titoli aumentano. Beh no, è successo che Fatalità un anno dopo, quasi, perché dunque nel 70, nel 73 c'era Poi questo... arriva la banda del Gobbo, Italia Sì, Mano, no, ma prima ancora è arrivato L'ultima neve di primavera, che era Eh, questo beh, film sì. strappalacrime, cioè, devo dire fatto molto bene, una bellissima fotografia, i protagonisti Becky Infemio, Agustina Belli, questo è ragazzino. stato armonico. Ecco, molto armonico il film. Devo dire. Capisco che è un film semplice, un film che si rifà Vabbè, ma a prototipi che poi inevitabilmente portano alla poi commozione. dei titoli che nell'ultima neve di L'ultima primavera neve, possono il titolo è tornare bello, è perché molto possono bello. tornare oggi ad essere Sì, qualcosa di no?
E quindi facevano una specie di concorso, chi faceva questo tema, mi è arrivata la voce, sai, una persona che si interessava delle mie cose, sai, stanno facendo alle RCA delle prove per sentire il produttore, e io provo a scrivere una cosa che mi piace. Dici, io provo. E anche questa alle 8 di sera, poco prima, dici, guarda, è pronto, vieni a cena un attimo. Un attimo che c'ho sto avuto un'idea, componendo. che c'ho avuto un'idea. E l'ho fatto sentire a te, perché tu sei, ti dico, vieni per piacere, Guarda. Susanna. Lei è venuta. Quando vi siete conosciuti? Guardi, un secolo fa circa. Io avevo 18 anni, e, insomma, eravamo bambini. Era la mia Che prima meraviglia. uscita di casa, sì, sì. Infatti facciamo 59 anni di matrimonio. Vabbè. E quindi è nato molto anche questo in maniera molto... Cioè, finché tu non trovi la radice giusta, vai avanti, io mi fermo poi, perché quando il pezzo non va avanti capisco che non va, Però non lei, funziona. maestro, inizia E a quando invece caratterizzarsi, cammina- no? A avere una Sì. sua identità, un'identità che non può essere cercavo, sostituita. Insomma. No, beh... È quindi divertente da è stato questo- far sentire questi temi, per esempio l'ultima neve, che è un tema che è abbastanza evidente, aveva un'evidenza di avere una consistenza. E questi che fanno, pensano così, si mettono con la mano così, no? Il produttore, l'amico del produttore, e stanno lì, fanno... ragazzi, calmi, rilassatevi, non è che state sentendo... Ma pensa un po', io pensavo a mia zia, disse uno dei produttori. Sì, stavo pensando a mia zia per far vedere che vuoi mettere che io con l'importanza che ho pensavo a sua zia, però certo. faceva male, doveva pensare al tema certo. che sarebbe diventato un enorme successo. In Ci avesse Brasile ha pensato, avuto dice. 2 versioni discografiche, sigla di telenovelas, in Sì, sì. Austria, altra versione Dice, orchestrale. si poteva fantastica. distrarre un attimo dalla Non zia. pensa più a tua zia, da me. Non Lascia te conviene. perdere, lascia perdere. E vabbè, poi diverse altre arrivano cose. diverse altre cose, questi film È arrivato no, persino- sulla criminalità, no? Sì, Sulla e qui devo ringraziare romana e non solo. Umberto Lenzi, beh. Umberto Lenzi che è stato, devo dire, purtroppo scomparso di recente, mi dispiace molto perché era veramente un amico, una persona che non mi ha fatto lavorare in pace, non ha Dice, ma ha mai... lasciato stare. 2 cose che poi per me erano giuste, cioè Indicazione proprio indicazioni minime, ma c'era flebile. un'intesa incredibile con lui ci teniamo moltissimo a questa musica dei suoi film. Anche Bolognini. Anche parlando- Bolognini il fratello di Bolognini, Manolo, che ha avuto col quale c'era un'amicizia, una simpatia, diciamo, da parte di me, che quando ha visto che ho fatto Trinità, allora dice, ma allora questo li fa davvero i film, veramente scrive la musica. E mi ha incaricato di fare la musica di un film che io amo molto, almeno la musica, e penso anche il film, che si chiamava I 2 volti della paura. E lei racconta, ti ricordi sempre No, tu? non mi No, ricordo. benissimo. E ti ho portato perché mi devi ricordare i nomi. Sì, ma ora pure lei qualche... Com'era stare accanto a un vulcano, no? Un Un vulcano, idee di creatività. Piacevole. Lo dice. Questa mossa della testa mi preoccupa. Piace. Piacere. E passava tanto tempo, immagino. La prima lamentela. Eh? Sei sempre in studio, stai sempre giù. Sento lo stesso pezzo per ore. Però c'è, C'ha ragione, c'ha ragione. Però, Su questo cioè, c'è ragione. Poi se il risultato era quello, no? Gli dico, ma ti piace? Ma l'ho sentito 1000 volte. Dice, certo che mi piace, mi è rimasto nelle orecchie. Non ne posso più. Vabbè. La sua, il suo sogno del cassetto. Un film un pochettino più su di livello, molto più impegnativo, che mi mette veramente alla prova per... Ancora, maestro? Ancora, sì, no, vorrei qualcosa di molto impegnativo e vedere se ce la faccio, se ci riesco ad estrarre il sapore, il succo, il profumo della storia. Perché bisogna capire, ma cosa ha voluto dire il regista nostro film? Cioè, la storia, perché l'hai fatto? Io cerco di saperlo sempre da regista, perché è quella la via sulla quale io posso lavorare. L'ho fatto perché avevo nostalgia di una cosa, allora quello fu, ma pochi me lo dicono, perché è una domanda difficile da farsi, è difficile da rispondere soprattutto, ma cerco di Non per capirlo lei. io, cerco di capirlo io, Non cerco per di lei. capirlo io, perché dal film, se il film è fatto bene, tu vedi cosa c'è, il sottotraccia di che cosa sono. E quando indovino, ci sono film deliziosi come Il piatto piange, che era tratto da un libro di Piero Chiara, che ha fatto Nuzzi, adesso mi sfugge il nome perché va bene, Vabbè. per cattiveria, perché era un amico carissimo.
molto divertente. Ho visto la gente seduta nei corridoi che rideva del cinema. Cinema pieni, che è la cosa più bella che ci sia, un cinema, una sala piena con un film che funziona. Oggi che Adesso le fa evoca il tristezza, cinema? mi evoca sale vuote con 3 persone sedute lì, le multisala, guardi, sembra che si venda la mortadella, il supermercato del cinema. Io non le amo. Non mi piace il sistema del multisala, per me il cinema deve essere quello che fa quel film per un mese, oppure lo fa per 2 giorni, perché capita che certi film siano... abbiamo, come posso dire, ridotto tutto a una merce, ma lo era anche prima, ma in un modo talmente basso per cui tu vali soldi. Tu non vali la tua intelligenza, non vale il tuo talento, non vale quello che sei riuscito a fare, ma quanti libri hai venduto? Esatto. E quanti dischi hai venduto? Vali questo. Sì, è sempre successo, il successo si misurava anche ma oggi è solo quello. Cioè quando dicevo un attimo fa, parlavamo prima della cosa, e dicevo, hai sentito quello, c'ha avuto 1 milione di... Sì, vabbè, ma che cosa ha fatto? Ma sta zozzeria. Che mi frega che ha venduto 1 milione? 1 milione di cretini gli hanno a me interessa una cosa bella, perché se è bella di qualsiasi genere, dalla musica classica alla lirica, alla musica pop, alla musica funky, quando è bella che ti riempie il cuore. Io risentivo l'altra sera in quella trasmissione ottima che hanno fatto una volta tanto, Rai 3, dove c'era Bosso, questo direttore d'orchestra che tra l'altro ha problemi, che ha fatto questa 7ª sinfonia di Beethoven, dove c'è questo secondo movimento, l'allegretto, che è una cosa che mi ricordo che fin da quando ero bambino mi prende e mi porta da un'altra parte, perché non lo so che cosa succede qualcosa di visionario in un questo viaggio. Sì, c'è un'evasione, che è un pezzo che va non so dove, forse su Marte, cioè va al di là dell'attrazione terrestre. E quindi quando l'ho risentito e capire che c'era una persona che pur avendo dei problemi adorava la musica, si vedeva e dirigeva un'orchestra, cioè ci sono dei problemi, delle complessità, ma è fantastico. Ero veramente commosso, non le dico quanto. Fantastico. La sua musica, no? Sì. La sua arte, Sì. evidenzia, caratterizza, spiega. Beh, evidenzia, caratterizza e spiega, sì, perché dovendo essere da supporto ad una storia, io dico spesso che la musica racconta più del fotogramma, perché la musica è un po' terribile, la musica che scappa dallo schermo, va giusto è la sua azione pratica proprio, sì, quando deve... È quella di metterti ti predisporti in un certo modo. Io dico, quando vado a vedere un film, una volta, adesso non più, perché i film sono diversi, dai titoli di testa capivo subito se lui moriva, non moriva, se si sposava, quanti figli aveva, se sarebbe finito bene, il tema deve contenere tutta la storia. Cioè, come fai? Certo. La contiene e quindi ti predispone. Tu sai già, ti stai per vedere un film interessante perché è di spionaggio, oppure un film interessante perché è di sentimenti e quindi ti va bene, ti deve mettere nello stato d'animo giusto per godere di quel film, di quella storia. Ho cercato sempre di fare questo, sì, non è che ci sia riuscito sempre evidentemente, ma ho fatto il possibile che questo avvenisse. E poi il film la musica nel film racconta e ti fa addirittura, anticipa qualcosa che poi avverrà, insomma ha un compito fortissimo secondo me. E poi mi piace ascoltare, cioè dico per esempio un'altra cosa, che secondo me i doppiatori italiani sono i più bravi del mondo, ma non lo dico io, lo dicono tutti. E per esempio, perché mi piace ascoltare, io ero abituato alla radio, dove c'erano questi radiodrammi che si recitavano con il rumore dell'acqua, il vento, la cosa, eccetera. La fantasia vola, cioè il mio cervello ha lavorato tanto per seguire, quindi devo immaginare questo. Allora io toglierei il doppiaggio di un film di successo, bello, con le belle voci dei nostri doppiatori, e lo ascolterei il doppiaggio, perché secondo me sono 2 opere d'arte che si mettono assieme, ma sono 2 opere. Io il film con la colonna diretta è un altro film, non ha la stessa, non dico potenza, ma è un'altra cosa, sì, ha un suo discorso artistico. Il doppiaggio ce n'ha un altro ancora, e quindi queste 2 è come la macchina
che ha il motore a scoppio e l'elettricità, insomma, diciamo, si possono essere divisi, ma assieme, quando lei accelera, gli danno una botta. Domani nei suoi obiettivi, quindi Sì. un film serio, un film... Ma serio cosa vuol dire? Ecco. Molto consistente, che voglio esprimere qualcosa di forte che possa rimanere. E allora mi impegnerei tanto per fare qualcosa di veramente, perché poi noi cerchiamo di dire così rimani, perché rimani? Poi dopo il sole scoppia, la terra non c'è più, quindi che puoi rimanere, insomma. Se le dico Roma? La mia città intangibile. Io adoro Roma, proprio la amo tanto, 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 l'ho vissuta tanto quando ero ragazzino, che cominciavo a uscire a fare i colori di Roma, il profumo di una certa stagione a Roma, che ne so, il vento di Roma, mi piace tutto, il centro di Roma dove vado pochissimo adesso e quando ci ritorno mi sembra di tornare in un sogno, perché rivedere determinati monumenti o anche soltanto il Messaggero scritto grande lì, che è una cosa che esiste da secoli, no? Mi piace moltissimo. Ma di recente sono stato proprio a Los Angeles per una curiosità, volevo vedere, vediamo certo, quando mi chiameranno, quando non mi chiameranno per un Oscar, saprò di che si tratta, insomma, qui in marciapiedi, ho visto tanta gente rimarginata anche in questo paradiso, che poi mi è sembrata la festa di San Gennaro, ma meno poetica, di San Gennaro è più poetica. Quindi c'è Un po' molto... drammatica questa asserzione, un po'. Io devo dire la verità, se no sto male. Certo. Allora, sì, certo, per carità, io ho apprezzato tanto il cinema americano, specie il cinema musicale, la musica americana ci ha cresciuti, però devo dire che certe espressioni mi lasciano abbastanza indifferente, cioè vedere tanti neon che funzionano, eccetera, non mi impressiona. Mi impressiona magari più una piccola cosa bella poeticamente. Adesso ho la passione dei fiori, per esempio, no? Mi Bella questa cosa. a fotografare i fiori, fotografo soltanto fiori e animali, il mio cane poi in particolare, perché ho scoperto una bellezza incredibile a cui noi non facciamo più caso. Noi camminiamo per strada, ci meravigliamo. però io che adesso ormai ho questa cosa dei fiori, quando cammino vedo un cespuglio di fiori bellissimo, allora poi vado lì, che lo faccio delle foto, faccio dei little movie, sono movie che durano 10-11 secondi, ma lei a quel punto può gustare c'è una pianta è alta, io parto da sotto e piano piano vado su, poi la riprendo dall'alto e mi dà un grande la senso. Fotografia, la luce, la capacità di... mi piace poi rinquadrare, io poi faccio l'inquadratura squadrata, mi piace tantissimo. Ho fatto un tramonto bellissimo, non lo prendo così, lo prendo così. Allora lei non sta guardando un tramonto, lei sta su un aereo che sta picchiando verso il mare e c'è il tramonto. Cioè la fantasia, un leggero cambiamento, poi insomma chi fa la fotografia lo sa, induce a pensieri completamente diversi. Ho un cugino insomma dobbiamo decidere se lui è nipote, io sono zio, che è Gabriele Michalizzi, che è un fotografo fantastico, che ha rischiato la vita perché è andato, era un reporter di guerra, che ha avuto la carineria di venirmi a trovare, di farmi vedere la cosa genealogica, mi ha dimostrato che 2 fratelli partiti da Palermo, uno andò a Milano, uno a Roma, eccetera, eccetera. Siamo quindi parenti. Mi ha detto che devo dire, nipote e zio. Dico sì, nipote, lo zio è sempre... Quando dice viene lo zio oggi, che bello, perché porta regali, caramelle, è sempre qualcosa che evoca la gioia. I doni, perché lo zio ti dà sempre qualche regaletto, qualcosa. E poi lo zio è simpatico, perché non è né il padre, che è un scatole, né, capito? È un parente più vicino a te. Vabbè, sto scherzando, ovviamente. E con lui forse farò anche delle cose, dei lavori. Perché lui adesso sta facendo dei video molto importanti su artisti, cantanti, rapper di un certo livello, e ha chiesto la mia collaborazione. Beh, questa è una cosa fantastica. E poi lui, l'ho visto da tante sue espressioni, che è un Michalizzi, cioè bello, onesto. Onesto. La prima cosa lo dico, io sono onesto. Quadrato, professionale, che ama le cose. Lo vedo su mio figlio, che ha le stesse qualità, Mio figlio è un famosissimo batterista, Cristiano Michalizzi, è numero 1 come batterista, ha scritto trattati, cose di batteria. Certo, l'arte in famiglia. Ma sì, ma poi sono cresciuti con me tutti i figli. Anche l'altro suonava, poi ha voluto fare l'editore musicale, non ci sono problemi. E lei ha assistito. Intanto mi ha costruito questi due figli. E ho detto, ma che cosa meravigliosa. Fatto questa opera d'arte. Una donna che partorisce i figli, ce l'ha dentro. Dio, io vorrei vivere Cos'è l'amore? È un sentimento, l'unico sentimento valido, l'unico.
tutti gli altri sentimenti non valgono nulla. La rabbia, l'odio, sono delle scorie terribili. Senza amore non ci sarebbe il mondo, perché l'amore è sempre di più dei pessimi sentimenti di cui parlavo, e perciò ci salviamo. Come dire, l'aria respirabile è sempre di più dell'aria fetida, no? E quindi riusciamo a sopravvivere. Speriamo che l'aria fetida anche in questo campo non prenda il sopravvento. Ci stanno provando, Ci stanno provando. Maestro, Sì, grazie. grazie a te Grazie. di avermi subito in questa chiacchiera tremenda che ho. Grazie, Grazie a signore. tutti piccini. C'est la vie.